L'ho fatto come altri. Questo qua, o meglio qua? Sì, Allora, come altri per esempio, no? sì? Non so come. Perché se questi qui la possibilità. Vabbè. Questo è un dei principi, no? Nell'acqua tutte Meno suo niente, ora tutto dal figlio. Nello stesso tempo, a suo tempo, io dico, mi regalo tutto, anche l'attrezzatura, però bisogna fare una camera oscura, si cava tutto. La camera oscura, no? Attrezzata, io regalo. Passi la carta. alla provincia, purché si faccia una camera oscura e dopo mi gratuitamente ai ragazzi delle scuole, no? Per fuori da come che si sviluppa una fotografia che uno porta con i graditori e tutto quanto. Va bene. E invece non è andata così. Prima cogliamo la provincia che era in via Cesare Battisti, no? Gli ha detto, adesso dice che daremo in via Marchesano che era l'archivio di Stato e adesso il posto per fare tutto. Devo fare parte a metà posto io alla fondazione Mazzotti e non si è fatto niente. E dice adesso che andiamo a Sant'Artemio, là, 20 condomini, porco giuro, no. E non si è fatto niente. Che ogni volta che arrivo a giovedì, no, domani, mi viene da dire, mi viene da dire, per il fatto che con 12 condomini non si trova una stanza di 4 metri, Dio mio, ma sa adesso, no, io guarda, se non c'è volontà politica io non stiamo facendo, mi dispiace Dio perché non sapevo, mi pensavo da servire ancora, non sapevo insomma sta chiuso adesso e ora io li vengo a stampare quello qua, no? E ora siccome chi viene a stampare 100-150 un po' chi si sta i dati via di inaugurazione della mostra e via di seguito qualcuno ha volato via di adesso ci resta senza è sempre così e ora devo dire non so se poi devo mandare una lettera se poi se no io intervengo un cammino se un altro copy ecco e ora me ne fa altri 100. Possono anche una fotografia a proposito fatta alla maniera dilettantesca di Camillo Colà e così me ne fa altri 100 e ora gli hai detto vabbè dice siccome che la cosa la tipografia della provincia, no? E ora mi ha fatto €1 l'uno. E ieri sono da fare il bonifico di €100 perché anche è così. Questo bisogna fare. E allora, adesso fatte le premesse, adesso aspetta che bisogna che io seguo le domande, se no se perdiamo. Quindi adesso poi partire anche a sto trabicolo qua. Ecco, io trovo questa qua, guarda. Sì? Guarda. Sta qua è No, 86. 86. Non proprio 30 anni fa, 30 anni fa giusti. 30. Appassionato proprio. Che qua io mi è scritto, no? Sì, c'è ostra. Tiere San Luca l'ho detto. Sì, questo. Questo mi regala sia. Mamma mia. E lo vedo ancora. Ieri
era più giovane, ora si poteva fare roba di più. E bel lavoro. Adesso mi dice innanzitutto, per non dimenticarsi, i dati anagrafici ora. Ettore Bravaggia, e innanzitutto parliamo in italiano, cerchiamo di parlare in italiano, per me è uno sforzo, perché parliamo in italiano. Lei si chiama Ettore Bravaggia, sì, nato a Treviso, il 17 del 2026. Abitante in città a Treviso, in vicolo Oriani, Piazza del Grano. E suo papà si chiamava? Ragazzi si chiamava Luigi e ho perso la mamma che avevo 4 anni. Si chiamava sua mamma? Si scomparì Maria. Chiudo anche la porta. Dà fastidio? No, anzi. Scomparì Maria. Io ho una tua fratello. Era Guido? Un fratello Guido, sì, che lui ha 2 anni di più di me, che è già morto per in questi anni. E che mestiere faceva suo papà? Mio papà faceva il pittore. Pittore, sì, ma decoratore. E faceva tutta la roba, per esempio andava a fare certi anche stanze, ma normalmente andava su case vecchie, per recuperare, era anche restauratore? Sì, perché era fatto quando che era giovane, ha fatto le scuole di pittura, di decorazione. Quindi era specializzato. Faceva anche a questo lavoro qua del bianchino, però il suo lavoro seria tranquillo. Il fatto era che la pittura una volta non era come adesso, perché si lavorava molto con la calce, no? E ora era l'inverno, che era meno lavoro perché se la frenava tutto. E ora la data di nascita me l'ha detta? Mio padre è nato nel 96. E sua mamma? Mamma a Gobi. Ma il papà è 96 è morto? E si è morto nel 72. Insomma, vive anche di più per sì. Diciamo. La mamma invece è morta che Dio. Ma come mai? Di cosa è morta? Facendo un'operazione dell'appendice in quel tempo. Porca miseria, guarda che roba. Sì. E allora io parlavo tanto in questo suo libro di quel gruppo che c'era in Piazza del Grano. Piazza del Grano, sempre il gruppo della Piazza. Mi parli un po' di questo gruppo. Perché il gruppo della Piazza del Grano? Perché avevamo la fortuna in Piazza del Grano che abitava il dottor Tessari, un grande mazziniano. Teodorico? Teodorico Tessari, medico. E in più veniva il figlio Toto Tessari, no, Teodorico Tessari, e la sorella Marianina Tessari, lo stesso, che Toto era nato nel 16. Toto, e la sorella più tardi del padre del 18. E questo gruppo allora in cosa? Questo gruppo, ecco, ora noi in questo gruppo intanto abbiamo incominciato nel 43 con l'amico Arcadio del Forno, il geometra Arcadio del Forno, che gli era impiegato in provincia. Sì. È vero. E lui era in collegamento con Togliana, con l'ingegnere Togliana, e si è fatto i primi gruppi proprio nel 43, in luglio del 43, la caduta da parte del fascismo. Il 25 luglio. Ecco, il 25 luglio, già noi arriviamo, ma avremmo già incominciato a organizzarsi ancora prima, questo gruppo. E ci ho messo anche i nomi, ne parla il libro, una 10, non vero. Ma e prima della caduta del fascismo cosa facevate? Niente, ragazzi così della strada, però il fatto è questo, che il dottor Tessari, dunque in quel periodo non ero avevo 16 anni, no? Qui erano ragazzi di 16 anni, di 15, di 17, e lui la sera ci aspettava quando qualcuno veniva fuori dal lavoro, via d'Espirito, e si sentava là in Piazza del Grano, via d'Espirito, e lui mi parlava di Mazzini, no? Logicamente, no? Della libertà,
Insomma, facevo una scuola nel periodo fascista, mi facevo una scuola e in quel periodo ho compreso un po', non tanto, non so, cosa che vuol dire insomma la libertà, perché per noi la libertà era di essere la libertà era nato il fascismo, via dicendo. Mio papà era socialista, no? E quando che lui mi parlava del socialismo io mi arrabbiavo, no? Caspita, come tu hai contro è nato del fascismo e via dicendo. E là aveva cominciato a comprendere un po' la volta come si è più aveva anche coraggio questo Teodorico? Fenomeno. Tant'è che sapevo che la storia anche dopo siamo andati a Milano per il primo congresso. Sì, l'ho scritto qua. Con la caretta. Andiamo con allora il 25 aprile lei ha detto che avete scalpellato i segni come è stato di preciso? Niente così, lo so. Prima di tutto andai a scrivere sui muri. Era l'unica roba che avevo scritto, no? Era andai a scrivere contro il fascismo, cioè andai a fare la faccia e il martello. Dove sei? Ancora prima del 25 aprile, del 25 luglio, voglio dire. Sì, no, subito dopo. In quel periodo, tanto sai che mi ero... Qualche foto per caso? Qualche foto? No, con una foto, per esempio, che si faceva la ledera. C'era? Vero? E 54. Questa c'è ancora chi si vede, vedo. Guarda. Che bella ancora. L'epoca. Che si faceva, non so, che hai uno stampo, no? Era suonato il stampo con quella pittura nera, no? E via dicendo. E ancora sta qua adesso mi pare su una laterale a via Manini, che parte in centro dove c'era anche la riscossa, no? Bravo, la riscossa. E era in quel periodo, no? Però più del tanto vai. Più del tanto, il fatto era questo, non so, io con questa pittura nera che era tremenda, cioè come qui, che lì sempre fuori come qui che metteva il fascio, no? Non pensare, c'è chi pensa per terra, ogni casa un corpo di guardia, no? E via dicendo, no, veniva sempre fuori. E ora, l'unica roba da fare, noi ho detto, bisogna far faccia il martello. Perché Dio, se continuiamo a fare chi si alleva? Quello che i fascisti sapeva che era contro la faccia del martello, vuol dire il comunismo, vuol dire contro il fascismo. E andavo a fare la faccia del martello, uno controllava, e lì facevo faccia del martello, e dopo la mattina andai in Movela. E ora mi ricordo che a San Leonardo, dove che adesso c'è la sede amministrativa della Cassa di Risparmio, tra l'altro sinistro che era Carrozzeria al Sole, o come si chiama, non sta lì di fianco, e era messo il vigliacco, ci è scappato, perché più la mattina non era, dove che facevamo questi lavori, no? E dai, a fare era anche fegato insomma di fare queste cose. Io tanto magari i docenti no, sì. Adesso te pensi solo la vernice nera, dove la trovavate quella vernice? La vernice niente, compraimo. Sì. Dopo era per esempio Gentilini e l'incisore Cesare, che sono fiori, era medico, no? Che abitava a Città Giardino, e per esempio nel periodo della Repubblica o Monarchia io mi trovavo la pittura, e trovava la pittura perché era
adesso parlo di un correo che abitava alla Madonna Granda, no? In via Tolpada, si chiamava Maggio, mi pare, correo Maggio. Per esempio, e io facevo il re di Maggio, il re di Cope. E allora che mi trova la pittura adatta della pubblicità che faceva la monarchia. E noi altri daiamo invece a scrivere Cesare Gentili incisore. Cesare perché era Tarquinio, un altro incisore che era in via Cornarotta. Cesare era in via Barberia. E dopo un altro qua a Barba che era il Palazzo Fiodrammatici. E si chiamava quello? Gentilini, che quello adesso non mi ricordo. E il dottore invece qual era? E il dottore adesso non mi ricordo. E ora... Il dottore, sì. Il dottore sta presidente dell'Avis, è previsto, stava a Città Giardino. Dopo il 25 luglio, insomma... Sì, erano cominciati a organizzarsi veramente, e ora se troviamo una volta in cimitero, una volta dalla parte, l'altra sempre di nascosto, no? Era gli appuntamenti, non so, e gli dava a tall'ora, era uno entrava su un posto una ora, un quarto d'ora, accanto 10 minuti dopo, ecco più, no, tutti quanti di seguito. Esatto, questo era dopo l'8 settembre? Sì. L'8 settembre lei ricorda qualcosa in particolare dell'8 settembre? Dell'8 settembre quando sono stati i nostri soldati? Ecco, nell'8 settembre mi ricordo, non so, che mica abitavo in Vicolo Oriani, là in Piazza del Grano, e nella casa che è tuttora su, il numero 4, tutta la via c'è stata buttata su con le ispezioni incendiari in maggio del 44, no? Mentre cosa se io ti la mia sarebbe stata su, e ancora su. Il numero 4. C'è ancora è. E che ora che abitavo lì, nonna che era, e il basso era un appartamento dove abitava mamma e figlio. E il figlio era dell'aeronautica e era a Sant'Angelo, no? A Sant'Angelo, tanto sei che a me ora che Cesare lo viene a casa, però andare all'aeroporto e lì ora ti parti da la piazza del Gran e ora all'aeroporto. Quando che sono una cavalcavia, vedo che basso era un deposito, un distaccamento dell'esercito, e vedo la strada dei fiori, dei gente, no? Che porta via questa qui. E allora avevo basso e vedo chi si portava via mobili, che questo e quello. Allora io mi proseguo e vado all'aeroporto, no? E all'aeroporto, tanto mi ha detto, io perché dico, no, qua via, senti, mi ha saputo niente di questa persona. Ma era tutto movimento, non so, via seguito. Dopo sotto io sono passato a parte mea, ad esempio, per da lì, siccome che mi piaceva sempre roba in grano, se lo posso via con niente, ero tolto una borraccia. E sono io a casa con una borraccia che era passata. Quindi era tutti che sgraffignava come è normale? Sì, tutti quanti portavano via roba come una roba madolana, ad esempio, e lì era fuori sta borraccia. I soldati non era di guardia? A questo no, ma era tutti. E una parte era stai come quando che per esempio che quella fotografia famosa che aveva fatto Aldo Nascimento a casa sua, così lo abitava a Ano, e ora che ha fatto la fotografia dei militari che erano Nino Iaruia in quel momento non se ne viene dopo logicamente lo sapevo da altri, non so, che anche le persone del Calmaggiore direi a salvare più di uno, anche la stessa amica che è morta, Clara Coretti, no? Clara arriverà anche sopra Renchi a Ciapai, non so, a portare via dalla stazione Ciapai, Berto e Nando, non so.
A me a salva diversi non era in un modo o nell'altro, si cercava, non so. So che andava via anche dopo da casa, si tornava a casa che mi diceva e che era tolto anche di vestiti che aveva trovato a casa, un paio di braghe e una giacca, andava via. Guardare soffrirai dopo che gli erano ancora vestiti, ma gli erano bloccati, non so, parlare d'altra gente, non so che ha bisogno. Insomma, dopo l'8 settembre avete iniziato a trovarvi un po' come il cimitero, di qua, di là? Sì, in casa di uno, in casa dell'altro, e se si organizzava. Ma soprattutto il gruppo principale. Chi era di qualche nome di queste persone che vi trovavate? Lei? Chi c'era? Io ho sentito tutti lì. Sempre... Io ho sentito tutti i nomi. Cesari, Bruno Rossi, sì. Ed è il suo papà di Domenico, Il papà di Domenico, compagno di Aneo mio e Toto, perché quando sono in Argentina, che che abitava in Piazza del Gran, non so vero, noi eravamo ancora sposati, e l'ho detto, se mi sposo, voi altri deve farvi la compare di Aneo, e infatti me ne fa di più compare di Aneo. Bruno Rossi era anche lui partigiano. Partigiano, io ero anche capace di torturare, era un fenomeno. Cosa dice un fenomeno? Da padre a figlio, giocava notte. Perché era più... quello per cui parlo, però non darsi bocca, anche perché dopo avevo diversi incarichi prima di andare in montagna, ognuno faceva un certo tipo di lavoro, ma lo dopo, quando si sta finito tutto, e che seguimo a trovare. Ho visto al ristorante Hotel Treviso, per caso. Hotel Treviso. Ho trovato infatti il diario di Sante Bovo. Sante Chi è questo Sante Bovo? Uno che faceva parte del Coloriati, che l'abitava da Dio Stadio. Sante Bovo, che ha scritto anche un libro. Appunto, che avevo trovato all'Istretto. Sì. E del nome di tutti quanti che aveva partecipato, appunto Garelli, Franco, esatto. Valeri Manera, Rossi Bruno, Mazzoli Mirando, che l'abita qua a Geometra. È ancora vivo? Sì, è della mia classe. Alle 26? Sì. E Ivone Dal Negro? Sì, ma però... Bragagia Ettore? Sì. Rontova Giuseppe? Sì. Puzzato Enzo, medico. È dottore del medico. È ancora vivo. Cardiologo? Cardiologo, sì. Però... tutta questa gente qua che io ho scritto è scritta dopo, perché io non aveva tutti questi nomi qua. Ognuno lavorava, diciamo... Al massimo te conoscevi 2 persone, al massimo, capito? Se dopo, quando che si finito tutto, che si è segato in 75, capito? E ci siamo restati in 3. Nel 75 non siamo restati ancora. Attualmente è ancora presente Mazzoli, Gercussato, Demi e Togliana che è del 20. Che ha compiuto adesso 86 anni. Non l'ho mai messo perché mettendo il piede male per montare in macchina e si è cascato. E gli ha ciappato un colpo, che si è scombuscolato tutto quanto l'interno del sangue. E ora si sta ricoverato e dopo io la portare a San Camillo per fargli i massaggi e tutto l'anno, però è molto invecchiato, che adesso l'altro giorno era una riunione, perché il 2 giugno al Teatro Comunale gli dà una medaglia, e lo Stato dà una medaglia a tutti i partigiani che si divisero, e so che io sei a trovare, non so, in riunione anche a tua prefettura e via dicendo, io ho portato in carrozzera. Sì. E comunque così, insomma, dopo l'8 settembre e via dicendo, tanto incominciano che scomincia il 44, perché il 43 fa presto terminato, e ora scomincia qui del 25, che era del 25,
che era partito, che era militare, e ora organizzati sempre dal professore da Toto Tessari, non c'ero, e se dai in Montagna, io ancora ero a casa e ora facevo. Lei lavorava da Pagiaro, e forse invece da Pagiaro. Sì. Ed era, perché qui parla anche del 7 aprile, del bombardamento del 7 aprile. Sì, parlo del bombardamento perché lì quando sono venivo via del lavoro e che andavo a casa dalle Forze Veci dalla casa via 2 minuti e quando mi attraversavo la piazza lo sentivo l'allarme e via di seguito e ora a Scicli e qualche altro siamo andati alle mura dove era il foro Boario a Porta Piave che a Porta Piave lì era su sto foro Boario sottoposto una discesa perché portava, era come dove chi portava le bestie che hanno che stava poveri, il veterinario. Siamo andati già, fortuna che hanno servito non era attrezzato. Non avevamo rifugi, non avevamo. Sono 3 zone. Non avevamo neanche uno rifugio. Noi avevamo, non c'era salva schegge, come chi piace i signori, e ha fatto un tunnel. Nella piazza si cascava una bomba qui che era e via di seguito ma dove che per esempio era come si chiama da Rio a Borsa che era questa strada stretta e ho detto facevo un rifugio e su questa strada stretta io ho aperto e combinazione a bomba da una parte e a morti tutti quanti. E dopo il bombardamento subito siamo andati 4-5 siamo andati a vedere dove che era bisogno sono andati dove che era bisogno sono andati più che tutto siamo andati sulla zona di Piazza Vittoria che era stata acciappata tutto dove che era via di seguito. Com'era la situazione dopo le bombe, dopo il bombardamento? Tremenda stavo davanti a te una cosa che stavo impressionante anche all'età perché tutto quanto se ti si in montagna chi ti spara devo contare che ero del guardia e ho visto a muovere di notte ho visto muovere un foglio in rama e vomita incosciente cazzo se era uno mi sbagliava adesso per dire e incoscienza non sei impressionante quando le te vedi sta gente morta non se ne via di seguito ho preso un braccio tremendo e dopo tutti quanti chi portava mi ricordo appunto chi ha portato dentro delle chiese a San Leonardo mi ricordo chi ha portato tanti erano ancora sola te giravi così mattoniero caspita non te ne ha mai visto una roba così devi poter dare una mano qualcosa quello che potevo se era sdemonato da spostare quello che te potevi i sassi perché ti diceva e qua bisogna qua se sento che c'è ancora qualcuno dai era uno che era a cercare di dartela a farlo ma c'era anche un'organizzazione l'organizzazione può darsi che le società in qualche posto ma è tutto buttato è una roba impressionante per poi l'organizzazione se era una casa che è andato questa casa no andiamo qua magari era tutto per terra massimo appunto era dove che era Piazza Vittoria e hai tutto chi era i Cassini via dell'Oro via i giorni del mezzo tutto buttato tutto e lo stesso via di Capi all'interno lo stesso che siamo andati è il ricordo diciamo più vivo più brutto del 7 aprile cosa? Dite quello d'aver visto tutto distrutto non vero e i morti che te vedevi non vero accesa la bottiglia poi ne ha portato per tutto cioè quello che te vedi la gente morta perché se questo che invece è successo in montagna no non mi faceva né caldo né freddo
perché aveva un morto, tanto che quando ci si comprava qualcuno, no? Qualche spia, mi fa o ciappavo per i piedi o per le gambe e che altro davanti a Dio buttavo dentro sulla busa. Non mi faceva caldo, non mi faceva fastidio, perché? Perché prima di far questo l'ho visto mai un mio amico che arrivò assieme che si vede estremamente chi faceva, io ciappava e impiccava con un gancio e vedevo impiccai. In quel momento, se mi avessi detto, e ora avevo una ragazza che mi piaceva e si chiamava Ivana, non sapevo che era dei piccoli che Dino aveva radio e televisione via con l'altro, no? La sorella che ha sposato il dottor Gaia, che il figlio che ha la farmacia Madonna Granda, vabbè, adesso. E ora lì gli avevo dato il nome di Battaglia, e ora lì mi chiamavo al posto di Ivana, Ivan, era il nome, era Ivan, adesso. Vi stavo dicendo che in quel momento, dopo aver visto un suo compagno, mettiamo impiccato, sì, mi diceva, attento Ivan, adesso il primo che sappiamo che tutti ormai. Ipotesi. Ah, sì, certo. Che proprio veniva su l'odio? Certo. Perché finché se uno muore in combattimento non si è reso un conto, stai e c'è paura, sei morto. Non so, ma l'idea, o come a parte che noi abbiamo fatto, siamo andati in Jugoslavia. No, quello sì, purtroppo sì. Come i tedeschi, insomma, non vedete tanti differenze. Perché mi fa rabbia quando chi fa la manifestazione qui di destra, proprio, o i nostalgici di niente perché c'è tutti i tipo che non ha nessuna cultura, perché qui i giovani se avesse cultura gli sa la storia, ma siccome che gli sa la storia e ora dice che i comunisti slavi lo sono e dice ma siamo andati noi altri casa sua e quando che siamo andati col generale Roata, bravo, sono andati con lanciafiamme e tutti bruciaimo. Dunque immaginati quando chi ciappava l'italiano cosa si poteva fare. Dire, tempo per la fare abusa, vedere a croce e via dicendo. Compensazione deve essere diversi buci mutati, però era finito. Comunque la storia anche da altri partigiani succedeva di dover purtroppo far fuori qualcuno sì, c'era la spia, senz'altro. Per esempio una volta io porto su da cose da Tarso era sua la previdenza sociale e io ha chiappato era e porta su dove cose della Guardia Repubblicana, gente dieta, porta i suoi bendai, dei cittadini e altre fa il processo. Proprio. E per vedere che si quadri erano fascisti. Dice dai, come chi è andato con la pop? No. Quando per vedere, ad ogni modo, era detto, vuoi restare qua o cosa? Avevo 18-20 anni, poi era chi era dai nostri più grandi, ma io era sui 30 anni, 35, io mi ricordo sempre che era uno da viaggio di carta e gli ha detto che fa bene via del serio perché detto se vuoi restare con noi altri no, dice io gli a caro, dice da casa con la famiglia che altro dove c'è e sto qua e detto a casa e difatti sempre bendaio la cosa bassa da casa e adesso quelli erano innocui, diciamo. Sì, non ti preoccupi come è successo a Milano, che ha quel disgraziato, toppava per coppare, no? Perché la coppa della gente innocente, caspita. Il famoso Falco.
Esatto, non si fa quello, perché anche un partigiano che si è trovato in Garelli stesso, Franco Garelli, che usava perché era portato di ordini e via di seguito, e voleva toccarlo, ma dire, ma sa tutti che sono Garelli, quando dico, ma che fai, dopo si interviene un altro, ma lo dobbiamo a testa, trovare gli udini, dice qua, ci l'ho visto qua sparare come, ma che sono in cosa? Ma ieri ero proprio era Franco che ha fatto così con Garelli e si chiamava Morello. Simeonato, Morello. Scusa, e ora lì Lola, non so se hai letto la storia della carne. Sì, quello ma non l'ho ancora letto, però quello che ha scritto Maestrello, sì. No, ma mi dica. E ora, per esempio, la carne, questa è una fotografia che avevo fatto a me. La carne. E dopo avevo fatto farla via, dove che è nata. Vero. Sì. E dopo, perché con la carne, capita in Argentina, se trovai, ma insomma, se capitava, voglio dire, lì in montagna di far fuori qualcuno, era spiego, perché infatti che si inseria sempre l'avevo scritto, che una volta era della gente che si spacciava per partigiani e lì viaggiava in macchina in 4-5 con la femmina che aveva via di seguito e andava a far portare da scheglie e via con cattiveria e via. Quando vedete questi elementi che si così, cosa succede? Che a quel momento i partigiani, delinquenti, casi che rovinava tutto quanto, non so, tanto che a quel momento mi dice che stasera daremo solo, non so dove, a Rivine, e via di seguito, tutte le salvolite, per cose, e non possiamo mai, e io ho fatto il posto dopo, o che a Salvoco, che a sera dopo io ho fatto un'altra parte, e si sta fuggendo, ha fatto il processo. Non è stato presente al processo, non era presente lei al processo? No, perché io ho fatto a Follina? A Follina, tanto sei che io ho detto, se io fossi in un'altra parte, forse non mi copavi, sei descritto qua infatti. Ma noi in modo d'altra parte non se lo avviciniamo eliminando, quando a un certo punto è stato il rastrellamento in Consiglio. Esatto, era cosa succede. Che a un bel momento le varie brigate, la combinazione sono tanto con la brigata Mazzini che Tollotta, che è qua la fotografia del Rio su quello Mazzini poi questo qua ma lo zio deve essere qui è la cavalla guarda va bene la brigata Mazzini e Tollotta si unirono per la lotta di difesa 1875. Qua dove siamo allora? Qua sono a Revineravo, a Pian dei Femmine. Sì, che qua cerca le fotografie, no? Sì, tu. Questa è una ristampa evidentemente. O la prima edizione. Dopo le sì, qua perché vedo qua sono con Toto Tessari che era il premio San Liberale equilibrato. Sì, però alcune noi alcune. Il primo convegno di fotografi, qua Fellini, ma non importa. Sì. Ma mi dica quando si era sciolto praticamente. E ora cosa succede? C'è la brigata Mazzini che è più su, perché era solo Miame.
dopo più avanti, più in giorni arrivano gli altri e altre brigate, e a un bel momento arriva l'ordine di ritirarsi tutti in consiglio. Erano rilevanti da Mazzini e lui ha detto che vuole Mazzini e Demo, non so, mi ricordo, non so che pioniere su Visentino. E lì facevo in quel periodo conducente che era un muro. E ora col muro, ma l'ho scritto anche, col muro mi ceppavo fuori e mi tirava su, e qua avevo cassette di munizioni di mitragliatrice. E come che si moriva, Madonna, quanta piova. E ora una parte andava dentro il rifugio qualcosa, non so che più di tanta gente lo stava e lui stanno morti i miei che più no, le altre brigate, no, e il seguito. E io niente, sì, per essere che le avevo pescato il muro, e via seguito. Era un bel momento e gli ha fatto così quei gambe, mi ha fatto fare un suolo. Ma ormai che è ragione. No, fortuna che qua io a cassetta di metallo. Non ha fatto, ora io posso, e dopo siamo andati su, abbiamo costeggiato l'Aula Santa Croce, non so, abbiamo potuto passare, che lì godito, in era passavate tutti quanti dopo, perché attraversando cerca di un ponte, no, ed era si sentiva, quando che mi sentisse, migliaia che si muove, centinaia di persone acciacchivati, ci avevo dopo noi altri. E da in modo lì abbiamo il piano del Consiglio, e dal piano del Consiglio che siamo arrivati, non sapevo, il giorno successivo i due buttarmi su delle armi perché sono tutti. Gli avevamo i stoppici che di tratti e stenchi e quello, ma mancava tante parole, insomma, non potrei sparare a decine di colpi, per esempio col fucile, più è stato dove che è cosa di più, ma poi fare fronte resistere a un rastrellamento a cerchiare dopo. Era un bel momento, cosa facevo? Niente, aspettiamo il giorno dopo che io da venire e accende le preparazioni per gli aerei e difatti ti senti no e dice qua, tagli qua e dice passai andiamo a niente no. E ora arriva che sei già mezzanotte morto ci salato e ora arriva l'ordine che si scioglie le brigate e che niente si scioglie. E ora lì ero insieme con un certo Battista, nome di battaglia più vecchio di lì, che avevo a doppio anni di lì, avevo 40 anni, un veneziano. E ora io, Battista, cosa facciamo adesso qua? Nel piano del Consiglio. Eravate in tanti? Tutti gli aerei, no? Cosa facciamo? E ho detto, quando adesso buttarsi nel morto, chi vede? E ora io ho detto, sta attento, andiamo avanti, la stanza dentro, e aspettiamo l'alba, no? No? E difatti io ho fatto così, siamo stati a partare in mezzo agli alberi, e l'alba non se lo via il seguito, per assumersi a vedere qualcosa, e ora strascinandosi un poco a volta, che ho fatto qualche centinaio di metri, e dopo fermarsi e stare tutto il giorno. Perché cazzo ti senti sparare e via dicendo che cercai di stare fermo da una parte dell'altra e dopo del giorno più o meno in mezzo ai cespugli te andavi più o meno a strada che avevo da fare per andare su a Santa Croce, no? Devi fare la strada che siamo da nessuno e siamo arrivati intanto chi quasi in basso e siamo arrivati dove che altri della sezione di sentimo parlare tedesco e via del seguito. E amici, e poi sono stato più volte, ma non mi ricordo, so che siamo arrivati su un cimitero.
e siamo andati dentro sul cimitero e siamo stati tutto il giorno dentro sul cimitero mi e sto Battista. Porco, sono passati una volta ma non so che era vicino a Santa Croce sto cimitero. Allora, più della volta sono andato, più ricordare il posto, il posto. Esatto. Forse bisogna che avesse domandato dove che i cimiteri, ecco. Noi era momenti che uno no, ma dopo la guerra non si poteva vedere. Allora il modo era aspettare e siamo andati a tutta la strada e siamo andati su ancora a Pian delle Femmine. Vero? A Pian delle Femmine non trovevo nessuno, cosa facevo? Sapendo che a Tarso era sulla previdenza sociale e era mio cugino che era l'ispettore della previdenza sociale e era la cosa mia, non so io. E ora cosa facevo? Demosò ad esempio a Revine, no, che i Dolaghi e a strada che dopo attraverso il lago e girando a sinistra si va a Tarso, no. E vivevo a Tarso, non so come si vede, ho domandato e infatti sono andato a dei cugini e via dicendo che era scuola a combinazione e il maestro Dussin, l'ho visto scritto. Sì. Il maestro Dussin che gli insegnava ai prati dove che io ho fatto la quarta e la quinta col maestro Pizzolò. Era anche un scrittore, scriveva, era bravo, fascista ma non così. Accaniti. Non accaniti. No, accaniti, al sabato si vestiva da fascista, ma insomma, tanto sì che ora ho detto, cosa facevo Battista? Ti ha detto, siete tornato, vi voglio tornare su e vedo se arriva qualche lume, perché teatro sì era molto contro la Venezia, ed era il più anziano del mondo. Che cognome, così è, non lo conosco, mai solo Battaglia. Battista e basta. Ero che Maximiano. Mi ricordo che ho visto anni dopo a Venezia. A Venezia siamo attivi, Battista dove si lo trova. E niente, ora il luce torna su. Ma guardi, dal passaggio del Consiglio ritornare su e andare su da nuovo, non vi trovava nessuno? Si riusciva a passare proprio sempre? Cercavo sempre da passare. Si riuscì a sciaporare? No, perché avevo fortuna, altri avevo meno fortuna e io accopai, ma non tanti, perché mi pare che in tutto sono morti 100-150, non come tutte le migliaia che io. Non come sul Grappa che hanno il Grappa che avevo di più. Grappa. E ora in pianura mi diceva che dopo era il problema che è andato a Elio Fregonesi. Sì, e ora cosa succede? Che ora intanto il maestro mi porta fin al Piave e ora dice adesso io attraversa qua e arriva a Paderno, a Ponzano, Paderno. E difatti arrivo a Paderno e a Paderno era sua Mesio Bragaccia, non so, che già era impiegato da Zoppelli in Calmaggiore, che è libreria Canò insieme con Cristoforetti, sì. E ora io abitavo in Ciolo. E ma era suoi, e allora il direttore dice, ma a casa mia, che stai? Adesso mi è aperto a casa tua, che ti si arriva, che questo e quello, infatti ho fatto tutto, e allora lì, aperto gli amici che abitava un po' vicino, aperto, ora che sono qua, e via di seguito, no, se avevo visto, e a un bel momento arriva i tagliamenti, che la lampe e via di seguito, no. E a casa dove che in via San Bartolomeo, che sta lì stretta, c'è ad esempio su San Bartolomeo, e San Bartolomeo, la vita Italia, non so, mi scappo invece i campi, dove che c'è quelli fiori adesso. Barbassa, bravo.
che era Cimitano era, vabbè, quello che era, e basta, fine così. Alla sera, Jenkins e Franco Garei, e vediamo chi te ha visto. Poi così, chi te ha visto, partite i 20-28. Poi così la cosa fa, io che a parlare con un certo Zanini, che è un'officina, non so, a Marghera, comunista, no? E lui sapeva che a Madonna Granda, dove c'era la vetreria, era una sede da cellula comunista, no? E allora era Franco che parla, vabbè, dice, se mi parlo e a come, dica che domattina e vai, e ora me l'ha messo il biglietto da visita, proprio, e ha detto, va con questo, io sempre, e infatti buona la dominazione, io conoscevo appena e gli offrevo un dopo, se non stai con il fresco, madonna, strategino. E ora ti dico qua, ciao, dice, adesso se troviamo male qua, dice, perché mandate su, dove sei, qua in pianura, ciò perché voi ti diventano che io mi hai detto così, non so, dice che mi hai detto un po' bisanini. E ora gli ho detto, sta attento, domattina te va nei passeggi. I passeggi sul laterale a sinistra, via Guidotti, e c'è una villetta e c'è un corpo di guardia, non c'era un corpo di guardia che sentì gli italiani militari per conto dei tedeschi, ad esempio, e io in cerca ad esempio per far guardia ai magazzini e via eccetera. Devo mandare anche a qualche altro e ti te vai, e dopo te lavorati te facciamo prendere contatti e via eccetera. E infatti mia mattina avevo subito non so, vabbè, mi scrive subito, non so, e via seguito, e mi era una giacca, così, invece, dopo mi ne avevo trovato un'altra. Ma da militare? Da militare. E mi ha regalato sta giacca e il fratello di Bruno Rossi, il fratelastro, perché sua mamma si è sposata 3 volte. Rossi, no, 2 volte, Rossi e prima è sposata. Ti avevo adesso, vabbè, e mi ha fatto la giacca che lui era militare dell'autocentro, e via dicendo. Noi di modo mattina ieri andai, i gendarmi, i fascisti, i gendarmi, e quello ha detto che il caporale, il maresciallo, e ha detto, sì, ma se nostro, dice, sotto noi, insomma, gli hai incartato e si andai via, si no, li invece a fare, le portare via, Dio, sono noi che fine che ne possiamo. Ecco, dopo cosa succede? Per esempio il Bruno Rossi, no? Che abitava in via Comenda 5, via Comenda dove io la chiesa di San Gaetano, no? Vabbè. E ora alla sera dava a dormire anche a mia fratello che abitava in vicolo Viani, no? Dava a dormire io, dava a dormire il tizio e il Caio perché si sentia sicuri proprio. Se lo porta via tutti poi anche qua. Ad ogni modo, c'è d'inverno, freddo, e a una certa ora della notte, sarà stata verso mezzanotte, non so, e suona il campanello. E sua mamma del Bruno Rossi, non so, adesso dice, chi che sia sta ora qua, dice, aspetta, dice Bruno, dice, che si chiamava Bruno, vuole la mia, dice, e va, e dice, dice sì, che ho messo male, dice, ho messo, no, Galliano, giornata per la coppa, Galliano Boccaetto, io la coppa, e dice insieme con gli altri, e io arrivo dentro, viene seguito, dice, ciao, vuol dire qua, e io qua, e dice, sì, questi partigiani, chi aveva bisogno, dice, siccome delle armi e via del seguito, e armi era stai sconte, non so, dove che c'erano le macerie, perché tra il distretto e via Comenda e a colpire, non so,
quei bombardamenti, no? E difatti io arrivo fuori, tanto sua mamma dice, c'è questo freddo qua, aspetta a dire che sua mamma di Bruno, che ho torna a bottiglia del graspa, e la tua bottiglia del graspa è data bene la graspa e via del seguito, no? E via del seguito, e arriva fuori, io va su dove che sei anni, e porta dentro un mitra, una rivoltea, via del seguito. Cazzo, quando si è tutta cazzo era delle brigate vere, porco di Dio, come stanno? Era lì in cerca a casa, no? Ah, sì, lo so. Non lo so. Morello. Allora, le brigate vere, e portai tutti quanti dentro a Pio X. Addio. Porco di Dio, sto qua. E è così paura che non ha fatto neanche nessun segno. E se molto che c'è poco da mio, sei geometra. Sì. Geometra dal forno? No, dal forno no. Dal forno io ho fatto la liberazione, io la portai in Germania. Proprio 2 giorni. No. Geometra qua? No, adesso devi... Per chi si possa essere Ivan? Zambelli. No. Ivan? Come chiamare il geometra? Il geometra Galliano. Che l'ho fatto a matrimonio perché stavo a Galliano, no? Questo poco di poco. Galante. Ah, Galante. Sì. Il geometra Galante. Il geometra Galante. Galante. E era insieme con Bruno Rossi. Si faceva parte del gruppo, no? Io ero Ciapano. Ciapacchio e io parlano. E io portai in casa di Bruno Rossi, no? Era per là perché lo bastonava? No, ma bastonava, l'ho minacciato, si vede. Galante, geometra Galante. Sì. Non è il massimo per parlare, però... E così impacchettai, io portai dentro. E ora, dopo, quando era dentro Rossi, io appestai ai cacciamani. Pietro Galante. Piero. Piero Galante. E quello stai dentro e diceva? E io a Rossi, a Zambelli, la canottiera che aveva messa via, tutta a brandelli piena di sangue, quante bottiglie, poi carei di spaccato, carei addosso, pur chi parlasse, io dico a parlare, ma stai bravi, perché tanti c'eri, no? Ti devo dire, a Rossi ti te puoi fare quello che te voglio, e già era cammino ma Bruno Rossi, perché avevo la poliomelite, tanto io che Lazzarini sul braccio e io su una gamba, ma che ha messo corpo. E quando che per esempio facevo pugiato, perché mi piaceva il pugiato, no? Che davo anche in federazione, e le cose serie io sapevo che io se mettevo i guanti così, e un braccio che era così, certo che era così, no? Bruno Rossi, un braccio, sì. Ma sono avete abbastanza modo. Ma di più ancora, Gianni Zambelli. Che Zambelli, dopo se la sapevo, che tutti i documenti i veniva portati da Gianni Zambelli, no, che si abitava a Square, come si chiama? Square, che cerca... Sì, a Ponte Dante. A Ponte Dante, no, perché suo padre, il Zambelli, o se chi era costruttori, no? Io dopo ci sta aiutando a lavorare in provincia, io aiutavo, era malmesso. E Bruno Rossi cosa faceva? Bruno Rossi lavorava in Capasto e ai poste vecchie. Ma aveva proprio un carattere... Tranquillo.
Pote dico, a volte come vedo Sofiani, giocare. Se riesce qua a sopare, giocare quante volte che ciapa. Adesso ognuno fa... No, non si fa. Sempre molto dato, direi. Sì, Bravo. bravo, intelligente, tutto per buona. Mi dispiace. A volte io a crescita o battezzare, se non lo trovo. No, perché Non ha carattere, su queste cerimonie che devono fare che c'è il 25 aprile, il 2 giugno, e che ti te residenza presente per il tuo papà che era partigiano, che ha sofferto. Una volta papà combinazione svegno alla manifestazione. Non si fa così. Ostia. Ma dico, il papà, porco Dio, come era un papà così, che aveva, e c'è un onore avere un papà così, un onore. Era proprio una persona... Che puoi domandare quello. Era io, se io e Bovo, non so, e anche a Sartoreo, Alessandro, Sandro, che faceva insegne luminose. E ora gli ha dato una bicicletta e io ricorreva sempre in bicicletta e arrivava a Fielpo e tirava su tutto quello che era. Infatti è scritto sul diario Bovo. Bovo. Chi lo porta quel diario? Quel diario Chi lo va a consegnare? Quel diario io dovrei consegnare a Toto Tessari perché dilasse la sua opinione. La sua opinione mi non ho mai saputa. Quando che è morto Toto Tessari, che era la bandiera, quella è la bandiera del battaglione Treviso. No. E altri documenti. E che è un cugino da mestre, anziano. Che ha detto, questo dice, beh caro, ma porto via, dice, e dopo il caso, no. Io qua che ha scritto documenti partigiani, io non porto via niente. Quella bandiera io non la porto via, dopo avere un'altra bandiera del circolo repubblicano che avevo lì, non ero messa su una cornice grande, è vero, e un'altra invece che era Toto Tessari da Drio, dove era scritto qui l'avevo fotografata, qui e anche qui no, io lo porto via niente, non so via del seguito. Questo diario come è andato? Questo diario cosa succede? Che lì quando che muoia e che vado se roba interessante, ho tolto un libro che Sossorea che ha scritto un libro di filosofia perché era brava, intelligente che Sossorea, storia e filosofia. E ho visto a buttare queste carte, i giornali, perché come tutti in BTA, compra i giornali in BTA, e vedo che l'abitava a fianco all'Astra, al cinema Astra. Che ho trovato i documenti qua, che erano dal comune, era la corrispondenza tra io e il nostro amico che era Chiseo. I documenti che ti stanno parlando adesso? I documenti tra io e il comune per l'affitto, per questo, per quello, che roba è, e via dicendo. Le carte viene scelto, ho visto sto blocco qua, e ora questo qua, caspita, già messo che io voglio sapere del Toto, ma non so, Toto cosa che ne abbia risposto, e ora mi ho dato all'istresso. È stato io dare il sì, ho dato via all'istresso. E ho avvertito sua moglie, non so, che quello che ha scritto sopra il Colosseo, sua moglie, quello che ha scritto suo marito, gli ho dato all'istresso, ecco. E era la storia, di noi a Caballete. È bello? Fatto bene, parla appunto di questi viaggi che ha fatto. E faceva, ecco, bravo. I buoni del poi ho sempre preso e non ho mai fatto bene. Mai da esso, dove ho dato l'istresso. Come se l'istresso. No, Dio. Sua moglie non l'ho più vista. Abitava a Fiera, non l'ho più vista.
mai dove abitavi il Bovo? Dove abitavi il Bovo? Bovo. So che l'abitava sulla laterale della fiera, ma non so dove, ma io non so mai là casa sua. E del mestiere cosa facevi? È già in fonderia. In fonderia, perché prima lavoravo in una fonderia qua e dopo si andava a lavorare su una fonderia che andava via la mattina, veniva a casa la sera, o non mi ricordo se veniva a casa una volta alla settimana, ma poi verso Vicenza. Ma è operaio? Operaio. E era tempo di scrivere? Conditore. Bravo Tosato, bravo. Sì, io vedo subito davanti oggi. Che quella fotografia che abbiamo fatto all'Hotel Treviso, ce ne vuole a tutti. E dove sia? Quella fotografia là, per caso? Se per caso... Studio un poco. Ecco. Ecco, anche questo altro devo Treviso. E come si fa a riprodurre? Aspetta, vediamo cosa viene fuori. Speriamo di non fare massa di tempo a fare un poco. Fare vedere così. Insomma, viene abbastanza bene. Senza tanto riflesso. Sì, ho fatto la foto sotto. Sbiego. Non riesco a venire bene. Sì. Questo qua è il famoso incontro del 65, Corpo Volontario della Libertà. Battaglione Io ho fatto fotografia e dopo avevo inserito dentro qua. Autoscatto. Avevo inserito dentro. Bravo. E qua essa qua adesso vi lo vedo. Guarda, adesso faccio letto. E ora io fa parte non dell'AMPI. No, Associazione Volontaria Libertà. È stato discussioni politiche, problemi? No. Che qua vedo in questa maniera qua. Vai avanti. Mi pare legato sto qua. Perché lo è vero, no? Questo è il posto sociale. Questo è quello con la gambetta quello che sai italiano vocalista vicino alla ragazza viene la cosa che questo è il Pogliano con fazzoletto bianco ma questo sta in primo piano quella cosa è in primo piano quello è la clava Coretti questo era vice comandante Piero Fusari. Piero Fusari? Anche lui per la strada dei carte chi deve portare le carte? Io dico Fusari. Bovo. Io quello solo a questo. Quello era fatto giovane solo. Sì. Ma questo è sempre l'operaio, questo era Franco Galeri. Franco Galeri, io quello della fabbrica no, niente da vedere. Franco Galeri, Bruno Rossi. Aspetta che mettilo solo il registratore. Ecco cane. Se no dopo non riconosco la fotografia. E ora Bruno Rossi mi ha detto che se quando aspetta. Nando Coletti e Berto Coletti, dottor Fissato. Aspetta che fa la foto. Mi dice come si chiama Nando Coletti. Nando Coletti. Nando Coletti con questo qua, con la cravatta. Berto Coletti, ingegnere. Berto Coletti, ingegnere. Ora Nando e Berto Coletti.
E quello dopo Umberto Coletti? Dottor Cussato. Dottor Cussato? Enzo Cussato, per il fianco alla ragazza lì, che è sì, non mi ricordo il nome. Anche questo è bravissimo. Non mi ricordo. Questo come stava grosso qua. Questo qua abitava qua in via Piave. Faceva meccanico dentista. In Piazza del Gran. Meccanico dentista. Sì, non mi ricordo. Bellotto, meccanico dentista. Bellotto, brava Gina. Bellotto. A memoria. Mario Bellotto. Mario Bellotto, adesso mi viene. Qua sei serio lì? Dove siamo andati? Questo? Sì. Allora. In questa famosa riunione. Sì, mi sfugge il nome. Anche a questi non mi ricordo. Questo qua è l'onorevole Agostino Pavano. Agostino Pavano. E questo faceva parte del battaglione Treviso, sì. Che era a gestione soprattutto della Democrazia Cristiana un pochino. Sì, ha fatto parte della Democrazia Cristiana. Diciamo dirigenti. Sì. Questo Sartorello Sandro, quello che è andato via in bicicletta. Sandro, quello che è andato via in bicicletta. Questo è il geometra qua, Massoli. Sandro Massoli. Sandro Sartorello, allora Ezequeo con la cravatta scura. Però bisogna dire che nassimo Drio Man dalla prima fila, perché sennò dopo mi perdo tutti. Cominciamo dal basso, guarda, dalla prima fila. Ecco. Questa non mi ricordo. Niente. Donna, secondo. Ecco, dopo secondo Gianni Zambelli. Dopo la donna. Terzo Toto Tessari. Con i baffi con la barbetta, diciamo, il mento. Toto Tessari. Con gli occhiali Boccalito Galliano Boccalito, sì. Questa niente. C'è Anna Clara Coletti. Clara Coletti in fianco a Galliano. Aldo Tognana in fianco alla Clara Tognini. Sì, e questo qua ho detto Piero Fusari. Aspetta che è importante Piero Fusari, così. Sì, vice comandante io. Ha fatto una bella relazione. Sì, anche il documento storico della beorato sua moglie quando prima è morto. Piero Fusari. Sì, il documento storico della brigata. Dopo Piero Fusari vede una donna e questo è Toni Garelli. Col farfallino quasi. Toni Garelli, con la farfallina. Cosa faceva su Toni Garelli? Toni Garelli lavora in Banca d'Italia. Era un bancario. Con Piero Fusari. Insieme, era colleghi, Toni Fusari. Ecco. Dopo andiamo su a seconda fila. Questo qua. Questo Titi Dall'Armi, quello con la cravatta, il primo della seconda fila. Il secondo è Arcadio del Forno. E non lo fa mai. Ecco, il primo. Arcadio del Forno. Arcadio del Forno in fianco alla ragazza con gli occhiali. Ecco. E adesso non mi ricordo, ma molto brava, non mi ricordo. Era una collaborazione? Sì, tutti. Ecco, questo è Piero Galante. E dopo la ragazza. Sì. Ecco qua. E questo è Sandro? No. Questo che adesso vedo. Bovo? No. Bovo è qua. Questo aspetta che voi nomi. Sì. Ecco. Ostia, che stai a consigliere comunale, vedi. Come sta Mario? Questo chi c'è? No, perché ho letto il diario del Santo Bovo. Sì. E allora, chi può essere stato qua? Come sta Bertina? Ostia, che mi davo un catrovano in casa di ricovero. Signorina Marchetti Lena. No. Garelli Antonio.
Carlo Nardi, Valerio Manera Mario, Rossi Bruno, Manfrin Giorgio, Mazzoli Emiliano, Bernardi Luigi, Gobbato Giorgio, Del Negro Ivone, Boccaletto Galiano, Galante Pietro, Zambelli, Coletti Alberto, no niente, Mini Ferrero Coletti, Savana Agostino abbiamo detto, Dallarmi Giorgio, Titi Dallarmi, Amerigo Zavan, Renzo Mazzon, ecco Renzo Mazzon, Renzo Mazzon, e Ferroviere, e dopo diciamo che abbiamo visto questo prima chi era? Sì, Piero Galante. Dopo Piero Galante. Sì, Sola del Boccaletto. Questo era Bow. Questo è il famoso Bow. Però che bisogna farlo bene, perché se per caso purtroppo è lenta perché non avrà una macchinetta a 50 franchi. Però questo mi sfugge il nome. Questi do farei, questo qua Coletti, il fratello Coletti, Nando, Berto e Cussato. Nando Coletti, Berto, IGR, il dottor Cussato, Enzo. Ecco. Qui non mi ricordo, questi anche, questo è Stirone, mi stavo in piaceva, questi anche, qua che ci abbiamo messo qua, questo qua, sì. Dopo casomai venga un'altra volta. Agostino Pavan, Sì. e qua avevo ancora da fare. Alto che è? Primo in alto. Il primo alto c'è Luigi Bernardi, primo in alto. il pasticcere. Piuttosto grosso, Pasticcere. E ero partigiano anche io. Sì. Bruno Rossi, guarda che somiglia a Meni, un poco. Bruno Rossi, ora già in fianco il pasticcere Bernardi. E a Franco Gavelli. E a fermo, Bruno Rossi e Franco Gavelli. Bruno Rossi. Ecco, sì. Franco Gavelli. Chi sarà? Mazzoli, geometra Mazzoli, Mirando Mazzoli. Sandro Sartorello. Ecco. E loro volevano abbiamo visto. Posso. Andiamo avanti, così. E ora siamo arrivati a un buon punto, perché io ero proprio curioso di sapere questa storia di Fusari e anche del diario di Sante Bovo. Sì. Io ho letto ed è molto interessante. Sì. Antiretorico, diciamo. Non retorico. Sì, perché una persona. avevo dato Rigato Treviso, diario storico. E vedete anche in fresco sia? Guardato anche in fresco? No. Poi sì, vari i nomi, ma dopo ne ho un altro che ne ho dato a Bezio Alzaesa, che adesso che l'ha riportato in Rio. Quanti giorni hai avuto, curiosità? Tutto dato da Tosa. Nome? Sì, Luciano Bezio, molto bravo. E anche come fotografo. Infatti adesso, su qui chi stampa adesso, voglio mettere qua la fotografia che siamo me e io. E che vedo cosa il maestro
E l'allievo che è molto bravo. Io fa fotografie che mette anche su Facebook, così. Gli eventi in tutto il mondo. Giusto, internet adesso. Ecco, gli eventi in tutto il mondo, perché davanti abbiamo amici in Argentina e ora gli eventi in Argentina. E la figlia invece come si chiama? La mia figlia si chiama... Scusi. Dime a me che mi ricordo me nome fra poco. Hubo ieri altro un episodio di non so se completamente. Fermola, dai. Non ci preoccupiamo di queste robe. Allora, adesso riprendiamo il discorso. Io mi era detto che, c'è scritto, la prima batteria. Torneremo che devo caricare la batteria, perché queste la portare via lì. Tre piccoli che mangia, ecco piano, trovo tutto. Laura si chiama. Laura adesso classe? Allora, dici le volte mi capita, però capita anche. No, non avete problemi. Io avevo il contenitore fotografico, a proposito di memoria, che era dove avevo messo stasera, evidentemente, eccolo qua, in cui ho la batteria di riserva, perché senza batteria sta roba non va avanti. E qua c'è batterie? Ecco qua, una batterietta, ecco. E qui normali o no? No, qui è la macchina fotografica qua. C'è qui pastiglie. Ecco. Avevo caricato prima, spero che... No, mai visto. Sì, al litio, non so. Così, insomma, anche una memoria buona invece, si ricorda molto bene. No, adesso vuole la misia così. Per esempio, è una cosa... Ma mi è capitato... Io ho fatto una visita, no? Siccome che io ogni 5 anni, da quando compio i 70 anni, mi pare, 75, la mia dottoressa, ragazzi, i nominativi di chi ha compiuto gli anni, e ora c'è una sezione dell'ospedale che va sui nominativi che ragazzi i medici, e ogni 5 anni viene in 3 a visitarmi. Uno fa un lavoro, uno fa il prelievo, l'altro misura i muscoli, la forza, via seguendo. È sotto controllo bene allora? E ora dice, l'ultima volta che ho 85 anni, e arriverà anche una roba da stringa, va bene che forza. E poi io dice, ma io è una forza, dice, no, la prima misura e caviglie. Quindi è sotto controllo, diciamo, di questa equipe medica. Porca io fisicamente entro a 10 anni meno. Si vede anche il portamento, no? E allora, continuiamo col discorso che era in questa sezione di... Prende qualcosa da bere, un gingerino. Se no si confondeva. Per il momento andiamo avanti. No, vabbè, se no ieri Modestai che io lavorava per questa caserma, i passeggi, vero? Ecco, sì. Ieri Modestai là. Ma questa, sì. E ora i miei a mandare de guardia, siamo andati il via 25 luglio più o meno, può essere? 25 luglio? 25 luglio, cosa è scritto qua? No. Guardia basso vicino a Stiore. A Stiore, sì. Scusa. A Stiore, era cosa seoti, è il deposito della benzina, l'Agip. Sì, Agip, in via 25 luglio. Sì, 25 luglio, sì. Alle Stiore. E che tipo di deposito ieri? Cosa era? Dentro benzina? Grande ieri. E era un deposito, insomma, e erano tutti i fusti di benzina che noi altri siamo andati dentro e portare in bocca via. Sì. Ma ieri ho detto tedeschi o italiani? Non so, penso tedeschi lì. Comunque tanti ieri le guardia. No, anche ero le guardie, in 5 ero le guardia. Ripeto, in 3. Ieri con me, Romanello che era io impiegato, sta sempre impiegato in comune, al Dazio in comune, e dopo era un altro, non ero amico,
che del telefono ogni tanto, che lavorava al catasto ma siccome che conoscevo una amorosa che era da Cuneo e via di seguito, ad esempio io abitava qua il Ciolo, se comprava un appartamento anche, ma i suoi genitori erano da fuori e ora si è trasferito a Cuneo sempre sul catasto, sì, Romeo Martiglione. E dopo non sospettava che altri che avevi anche un po' questo ruolo come staffette no. Mi sospettava niente? No. Nessuno l'ha mai parlato. Tanto sei che quando che ero libero partivo in bicicletta e andavo a Postioma. A Postioma era un amico che dopo già sta in provincia, Riccardo X, non è vero, e che io era la riparazione delle biciclette e il suo compito era quello di annotare quanti camion militari dava in su e quanti veniva in su, capito? E allora ogni 2 giorni, 3 giorni andavo a prendere la nota dei 3, venivo a Treviso e consegnavo a Caio e Caio le consegnava a chi c'era Gianni Zambelli e Gianni Zambelli trasmetteva il movimento dei mezzi militari. Era con la radio, avevi contatto con la radio? Sì, la radio trasmittente. La aveva Zambelli proprio? No, in casa sua, sì. Ma questo lo sapevo dopo. Io non lo sapevo. Mi consegnavo io e basta. Cosa che faceva anche altro. Il gruppo era del 3? Massimo 3. Chi si inciappava più di 3 nomi uno lo poteva. Questo è importante. E ora niente, possiamo cosa se io ti a questo lavoro. Nello stesso tempo il contatto partigiano esisteva continuamente, non è vero? Finché mancava dunque fa conto davanti alla liberazione avevo uomo a fare il 27 e il 28 durante i primi cosiddetti del 20 non so, già li organizzai e abbiamo occupato il distretto militare dove Santa Caterina. Era Santa Caterina il distretto militare? Il distretto militare. Questo ve l'avevo mandato, che ho scritto qua. Ero convinto che fosse dove te adesso. No. Quello cosa era? Caserma Colombo, qual era? Colombo, sì, la caserma, ma non c'entra. Il distretto era. Attuale Santa Caterina che era l'entrata in cui anche adesso era il corpo di guardia ma si occupava già prima della liberazione prima che arrivasse i partigiani e se lo partì ad esempio per chi mi ha detto che nelle mura era delle armi e ora siamo andati in un gruppo di 5-6 e siamo andati a perlustrare e difatti abbiamo trovato un mitra o un breda col calcio rotto e altre armi che abbiamo trovato tanto è che ora queste abbiamo portato in modo cavalli in casa di un amico e in casa di un amico si sta a riparare tutto quanto la merce. Ma voi facevate parte del gruppo del battaglione Treviso? Del Treviso, sì. E da vice prima? E io ci ho fatto il distretto ancora prima della liberazione. Una settimana prima? Una settimana prima della liberazione. Il giorno che si arriva proprio il prefetto era il 29 si arriva, il 29 mattina. E noi abbiamo ciappato domenica 29 abbiamo ciappato 4-5 giorni prima si entrai dentro il distretto occupato il distretto. E i fascisti dove eri? I fascisti erano scappati perché erano nati e abbiamo fatto per andare sulle mura sono mai armai ed era della gente che se mani guardò e ha dentro che non volevo che vedesse fermo spaino un colpo dopo e viene scelto e ne ha il muro che abbiamo trovato dopo fino al 27 dentro il collegio più decimo sei rimasti in Brigate Nere fino al 27 ma noi altri il distretto avevo occupato prima nessuno si
se ne chiede che io lì cercava da tagliare l'acqua, tanto è che i primi partigiani dal distretto che va da Piazza del Grano, che abbiamo visto in via Convertite, che è via adesso San Girolamo Emiliani, che c'è l'acqua, e Convertite, che veniva avanti sul muro, veniva avanti i partigiani, ma noi partigiani Mosè. No, abbiamo acciappato. Quindi fascisti non venivano. No, niente. E tedeschi che era dentro la televisione? Niente, non era nessuno. Non era dentro? No, non era nessuno. Che ha detto le trattative, che ha fatto il ma non era. Era fatto le trattative, non so dove, ma noi anche dovevamo sapere niente delle trattative. Noi delle nostre iniziative che abbiamo occupato il distretto. E a capo vostro chi era? A capo nostro erano noi altri. Ma qualcuno più alto in grado, diciamo. No, può darsi mio, può darsi un altro, no. Rossi, no? Rossi è ancora via. Ma le nostre iniziative adesso non mi ricordo, perché dopo se veniva con un zio da Malgara, comunista io era, comunista. Non più se venivo, abbiamo 6 anni, altra gente non credo, all'interno per fare da guardia, poi poche anni che abbiamo, insomma. Ecco, quello che vuoi dire, gli ultimi giorni sì, ecco, i coscienti. I tedeschi, dopo io il contatto con la piazza di Signori, non so, e il contatto con Toto Tessari, perché era comandante della piazza, perché Toto se noi faceva l'insegnante, io sarebbe stato generale, io militare, vita a Monte dell'Aquila, tanto sei che io avevo vinto qua, benissimo, era veramente adesso era un sopralluogo, cosa che è dentro, e avevamo fatto un sopralluogo, le cose che è dentro, ma lì era tutta roba, non c'erano pancere, roba di tela, roba degli scioi, tutta roba vestiario. E ora avevamo l'ordine benissimo, e ora adesso prendevano anche contatti con la casa del ricovero, con San Girolamo Emiliani, l'orfanotrofio, con l'ospedale e via del seguito. E man mano che arrivava sta gente, via qui i carretti, qui i camioncini, se ne dava della roba, va bene, ecco, e abbiamo dato roba, questo e quello. E dopo in ultima io ho visto ciò e noi altri non niente, e dopo vedevo e ora cosa mi hai dato? La moraccia. No, mi ha dato Don Pancere, la parola scritto, Don Pancere ha un tocco di cuoio da scala. Sì, un pezzo di cuoio, sì. Mio zio Eugenio fece un paio di scarpe. Che mi ha fatto un paio di scarpe, adesso ce l'ho io. E dopo un rodo che della fogola. Che Buso mi diede una giacca. Ha fatto cambio. Che dopo siamo andati al primo congresso d'Italia e il vecchio Tessari, siamo arrivati a Sirmione e che è tornato, lui torniamo a vedere a Sirmione, ci intendiamo gli altri, io ho visto qua il camioncino, il camion, mettendomi, e porco giù, la giacca l'ho portata un giorno, con il cambio che mi ha fatto Buso, perché mi ha messo su una valigia e ha portato via la valigia. Era attenti, sempre stai attento, era miseria? Io dormivo, io se c'è il sole che abbia portato via. Così. Ma così è andato. Così. Quando che il 29 aprile veramente Ramantini. Sì. E altri ieri dentro o vicini uniti anche ad altri dopo? No. Ma come era il clima in quei giorni là? Tutti quanti erano partigiani, tutti i fosforetti rossi, e mi non partecipato. No, niente, no, perché ho visto se ha messo in mezzo massa gente che non c'entrava per niente, prima siamo fatti così, no, prima tanto e dopo, no, tanto se che
su un'intervista, non so se lo fa, chi mi ha fatto quando che sono stato eletto consigliere comunale, questa rivista, Cronache Trevisane, 1982, che mese era? 1992, che era so che era il direttore di questa rivista posso bene ed era quello dell'Antena 3, come si chiama? Mazzalò, non so, Domenico Basso. E ha fatto un'intervista Domenico Basso. Lui è il compaglione. Cosa sta cercando? Cosa stavo cercando? Forse acqua. E questo siamo, No, mi interessava sapere che mese che era le cronache trevisane. Forse sarà grazie. E ora vedo, in quel tempo, gli intervistate a Porta Carlo del Terzo. E ho detto, no, Dio, non era questa l'Italia che noi volevamo. La vera piazza, non era questa. Ma adesso che vado qua su roba da inserire che ha creato neanche al messo, non mi ricordo, non neanche al messo che sono stato consigliere comunale, non mi ricordo. Sta consigliere comunale per i repubblicani ora? Sì, non l'ho messo questo consigliere. Voi messo? Sì, mi pare sì. Ah sì? L'ho visto? Sì, vabbè. Ma poi ti dice che... No. E ora qua, i vari interventi che ho fatto, che non si inseriva, interventi in consiglio comunale, dove che dicevano delle robe che c'è da fare, e inutili che dicevamo è libero dei sogni, femo questo e femo quello, cerchiamo da fare una roba e che questa roba il cittadino vede che si sta fatta, non promettere e dopo non fare. Questo le dicevo. Ma stiamo parlando ancora di ipocriti, non so, che dovevamo fare l'Enel, che dovevamo fare il consorzio agrario, che si sarà da 30 anni, che dovevamo fare il Tulazza, che dovevamo... Ma restiamo a 40 tutti si è messo al fazzoletto loro. Che mi lo soldato. A parte quello che era anche un clima di festa o no? O era poco clima di festa, tutti quanti, è logico che si vivero e via dicendo. Ho partecipato così, ma dopo cerimonie ufficiali no, ho più partecipato ogni anno, l'ho detto al 25 aprile e via di seguito, però basta. Finché non si trovai dopo 20 anni a fare questo incontro proprio ufficiale, questo incontro conviviale, che passava 20 anni, dopo 20 anni? Dopo 20 anni, E io dopo ho avuto tutta la storia. Mi devo sempre preoccupare perché sono stato consigliere per 20 anni a Leca, che ho preso il posto di Cesare GD, che mi ho creato dopo 3 mandati, sempre senza scheglie, perdo tanto tempo, ma lo facevo volentieri, perché ho costruito che c'è ancora fuori a Targa, ristorante economico, ma c'è fuori, dove che si perso Moretti. Avevo fatto a metà lì, perché togliendo le bibite e il vino, devo dire alla ditta, fai una Targa, ristorante, e lei era fatta gratuitamente. E c'è ancora fuori. E allora mi interessavo del ristorante, siccome che Basso era per i poveri e lei era anche un montacarichi. Adesso ora quello che era prima dei consigliere, non so vero, il consigliere che ha fatto la scuola di cucito,
dopo a scuola il cucito non andava e ora è assunto 3 uomini, non so, per la raccolta dei cartoni e ora non so se a Cassa di Risparmio è regalato un furgoncino, ma ho detto qua non salta fuori neanche la benzina, ma su cartoni, davvero. E ora sa che avevo questo, la stanza grande dove che era il cucito, dove che era questo che io avevo un ristorante economico e ora che abbiamo fatto il concorso per fare il cuoco, perché era uno che si adattava per i puariti a fare la maiale. E ora abbiamo fatto il concorso e l'ho vinto il cuoco dei beccherie. E il cuoco e i beccherie io fare il cuoco a Lecca. Davvero. Ecco. E ora ero un impiegato dell'Ecca, davvero, che io a mezzogiorno che è il menù. No. Primo, secondo, dopo i primi 3 secondi, i contorni e i prezzi, via il seguito. E ora cosa gente era al basso a cucina e dopo il montacariche portava e ora mi venivo via del lavoro, passavo il bel lavoro, i ambientiti, fotografo, no? E andavo a aiutare col montacariche portare sul maiale e che anche serviva. Questo era un'istituzione laica, diciamo, comunque, era un'istituzione non religiosa, laica. Laica, no, mangiare perfetto e via e siamo arrivati anni e dopo basta e il comune, capito, dice prendo i bambini e ora immaginano, perché uno che passava a parlare un impiegato e via di seguito, andava a guardare il menù e dice mi voglio questo e quello, pagava e andava dietro e dopo via di seguito. No, bisogna che andarsi in comune a fare così andare bene. Comunque, restando della sua esperienza partigiana, cosa riassunto, diciamo? Il riassunto è questo, che rifaria sì tutto da nuovo, però come ti ripeto, no, e penso anche agli altri miei amici, pensavo un'Italia più seria, no, più democratica, perché democratica non vuol dire che ti puoi parlare. Democratica vuol dire che ti sei democratico anche coi vicini, con tutti quanti, il rispetto e via di seguito delle persone, davvero, ecco. Non posso ammettere che ne sia di ignoranza, perché anche il discorso che ha fatto Ernesto Brunetta il giorno 25 aprile, che ha detto che c'è poca cultura, pochissima cultura, perché se la cultura fosse di più, certa gente di destra non le sarebbe, Forza Nuova e tutta che roba, non posso ammettere, non si può ammettere che ne sia che roba, vuol dire che manca la cultura, che ti non sa come una cosa che era prima, le guerre che sono state fatte col fascismo. Perché dal fascismo che abbiamo cominciato con la guerra dell'Africa, la guardia dei russi di Spagna, che c'erano stati volontari e non volontari, la guerra dopo la guerra dei convertiti di Germania, di Jugoslavia, russa, e dopo non parleremo che altri dei Cefalonia, e tutta quella roba. Si avesse letto la cultura che a Roma e siamo arrivati a fine del 2000 se passasse 70 anni 72 perché nel distintivo no del formaggio del distintivo 70 anni di libertà grazie Federazione Italiana Volontaria della Libertà dice che ancora c'è gente che parla così, insomma. Come? Sì, no, mi rispetto tutte, no, ma rispetto tutte le tendenze, ma non sta a dirmi, no. Per esempio l'altro giorno in piazza c'è un sommigliatore, perché io uso con Berlusconi, a volte non uso con Berlusconi, un sommigliatore che vuole creare così, e che mi dice posso fare partigiani, se devi fare i partigiani per mangiare e dopo facciamo le staffette. Io come i non avevo più visto, ne avevo visto di tutti quelli, mi sono messo stamattina per giorno da nervoso, non posso ammettere. Cancellato completamente, cancellato, qui non esiste più per me.
No, che poi di queste robe qua, non perché mi lo fanno, ma lo so io, che quando che uno era disonesto o cercavo da inquadrarlo o sbagliarlo. Se dopo sia successo che uno magari da vedi il caso, no, che si è innamorato della partita, che si è non sarebbe niente mai, insomma. Non sarebbe niente mai, non sarebbe niente mai, ma sono giovani. No, questo mi è un gran dolore. Ecco, mi piacerebbe, appunto, che almeno i sentisci il dovere. No, quando che uno si è iscritto all'associazione in Calestro, pegando a partecipare, se su un anno deve massimo 10 manifestazioni, cerchiamo gli stesso che fuori volontario, no, per il volontario perché sono contento di fare per gli anziani, ma è una volta a settimana. Se siamo in tanti che fai volontario, non occorreria tutte le settimane, che capitaria una volta al mese. E ora se qua siamo in tanti andare alle manifestazioni, che capitaria su 10 manifestazioni a fare una sola, ma siamo presenti, no? E invece così, no? Purtroppo la partecipazione. Ma invece, ripeto, lo stimolo iniziale per cui è andato via, diciamo, su in montagna. L'unica roba era quella, non per andare in Germania, perché la fede era quella di proseguire, no? Quello che io incominciavo con quel vecchio Tessari, no? La storia non era di Tessari, per la libertà e via dicendo, cosa che vuol dire libertà, cosa che vuol dire democrazia e via dicendo. E vuol dire, e se sta bravo, come che dicevo prima, perché caspita, mi ha fatto capire da uno che si è dato dal fascismo. Quello è il maestro che ti ha fatto ragionare. E se noi i giovani facessimo ragionare così, la riusciamo meglio in Italia. Ne sarebbe più rispetto delle persone, non che ogni volta che voi in autobus, mi tocca contare storie ai giovani per chi fa il suo dovere, perché uno che io li monti in autobus, io ricorre e si senta, e l'anziano è in piedi, e rimedio, tira in piedi, e vabbè caspita, ma caspita anche a 5 ore in piedi, perché adesso le lezioni li fa via più senza li fa in piedi, li scrivi in piedi, li esi in piedi, li si senta mai, e io dico, ma guardano, no, dice, si sentevano. Ma no, Dio, è impossibile, Dio. Se non parlai ieri con uno e mi ha detto che facesse in piedi. Tanto sai che quando che vuoi dire di subito sentare, mi vuoi va a sentarsi perché si stanchi, no? Vero? Sì, vero. O nella uscita centrale, si è messo non fermarsi, dove si è sentata, e era detto, scusa Dio. Guarda, io insomma, vabbè che anche l'inglese va bene, dai, e sto qua mi ascoltano, e sì, insomma, poi anche l'italiano, e ho sentito io ieri che parlavo, che adesso a scuola non studia più l'italiano, studia l'inglese, perché è la lingua che è internazionale e si parla. No, dice, ma è vero? Madonna Dio, se mi ho detto ieri che studia l'inglese, no Dio, ma sul serio studia l'italiano? Sì, no dai, ma è ora che cosa c'è scritto? Non so stare, fa il sorrisetto. È ancora lo spirito, deve fare ragionare, no? Scusa, è una roba più brutta nel senso che come mai che certi giovani all'epoca hanno scelto di stare dalla parte fascista invece? Niente. E andate anche con le brigate nere proprio. Tu fai, niente, io pensavo, che l'Italia, essendo fascisti, no? Io pensavo che l'Italia non si doveva fare in guerra contro gli americani e via dicendo. E non potevo andare contro i tedeschi
che erano alleati. Io gli avevo fatto quel ragionamento, io gli ho fatto un ragionamento anche degli italiani, no? Non pensavo che azienda rivolta per la libertà. Io ritenevo un tradimento questo. E ora sapendo che è un tradimento, dice restiamo fino alla morte, che quel che può essere. Capito? Tanto sei che noi altri non avevamo voi tedeschi contro, ma avevamo voi i fascisti contro, i rastrellamenti, i fascisti noi a tenere la decima massa, capito? E anche più caspita, vero. Che poco fa. E anche quando che succede l'odio, e succede tanto dalla parte che da che altra, perché io rivede che muore uno dei suoi, e io reagisce come che reagivano gli altri, come uno dei nostri. La guerra civile è appena guerra che siano, perché hanno pensato quando che capita io le seguito. Niente, così è tutto. E dopo mancanza di cultura, te arrivi a quello, ma dopo 70 anni la cultura deveria di aversi mosso. O stiamo parlando ancora della guerra del 15-18, che si è passato 100 anni, più 100 anni. Ma è del Pio X, come era? Il Pio X è a dieta, se ora sta Camera del Tortura, tanto il Pio X come alla Palestra Verdi, come in Federazione in via Cornarota. In 3-4 dappertutto, Madonna, e in Bastonava. Per esempio Rossi, la Carme, no? Carme sì che sì, torturare, ma anche a Padova banda carità. Banda carità, che a bruciare guai, no? E dopo avendo fiori era sofferto tanto perché anche nel libro dice la nipote che portava in Argentina, portava a girare dappertutto l'Argentina, trattava come una fia, no? Bene, bravo, mi ha dato una bellissima descrizione di tutto quanto quel periodo molto particolare. Sì. E anche delle motivazioni che lo ha spinto ad andare. Sì. Mi sono sempre stato i complimenti per la libertà, per il rispetto della persona umana. Io rispetto la tua idea che hai detto no e sono pronto a morire perché tu possa professarla. Odio la libertà. Gli ho detto Mazzini, non so chi che era, un austriaco. Quel giorno ma sono pronto a morire perché tu possa professarla. E anche sto fatto di aver fatto il partigiano è sempre stato utile nella vita della schiena dritta, diciamo. Sempre che nessuno è nella vita anche del fotografo, nella vita lavorativa, dove che sono stati amministratori di diversi posti. Che tu che sapete, basta che sentire il piede, si mette le piedi, basta sentire che ti sono stati bene, sono stato presidente dell'ECA, Boni, non se ne lo riesendo, e anche sono da contro a volte, non se ne lo, quello che gli diceva, perché per me non sapendo, quella proprietà che a Villetta vende, e che era un IGR, che era presidente dell'ECA, una personalità, a Pardina, chi non sai, Pardina va di più, mia che ieri e di fatto avete il Graferma e non c'è di più. E perché andava via a un prezzo inferiore? Vedi che era, che cosa? No? Dopo quando che avevano anche delle proprietà che campi, perché saimo a Spercerio e altre parti, a Feltre e essendo, e allora per regolamento mai tenere soldi, sempre investire in capitale, e avremo 2 terre, 0, e avremo comprato appartamenti, e in quel periodo, sapendo che di rappresento lei che ha preso per un periodo, sono stato presidente,
perché il presidente era infermo, era pensate, ragazzi, la pensata fuori, mi non è cavato bocca, e come la domanda che non l'abbia neanche fatta, avevo tirata via, neanche presentata, tirata via, capito? La mia situazione sì, era qua. Qui io finì a domandarmi, per esempio, da casa a Bartiera, per esempio, mi ricordo uno che a San Camillo gli è dato un magazzino a lui e sua moglie, a due più, e lei gli proprio parlare con Bragaggia, no, che Bragaggia conosce, gli sento. Era io vedi io ero a parlare con Ramanzini, no? Perché Ramanzini era presidente delle case dell'ente di liberazione, e ora gli sono attento Dio, però aveva Dio i dorme su qua, era vedi e difatti è dato un appartamento via della liberazione e via seguito, che mi ricordo sempre perché mi dovevo mai niente, mi era portato una pianta. Manca la pianta, non volevo la pianta, perché la pianta sembrava che mi avesse fatto pagare la situazione qui a di fare e non ricevere. Complimenti. Davvero? Sì, Come vado che ho degli anziani, bella storia, la soddisfazione qui andare a sto anziano e ora devo sempre il caramelo, me ne devo portare la sigaretta, me fa la vecchia, sì, perché io la sigaretta no, e ora tiro fuori la caramella, tutta contenta. No, complimenti. Così c'è bello la vita. Perché ha rispetto della persona, per quello che come chi ha rispetto di lui, perché per quello che la vita. Sì, ma per quello che è il segreto della lunga vita dei suoi 90 anni portati così sì. Deve fare robe con passione e con coraggio anche. E coraggio. Il comune non ne parlevo. Andavo a Bragaggia, non so se l'ho visto. C'è sta Bragaggia. Sarai ancora un piccolioni dappertutto, cazzo, meglio qua. E sono dentro, io ci pisai, e la Bragaggia stuavano. Uno spreco. Sì. Avevo dentro l'ufficio, dato a finestra e radiatore che va. E poi scucciuto. Ma scherzevo. Madonna. E quanti che ho visto la cambiare mestiere. È roba pubblica, che roba pubblica. Qualche roba è assi, ero cattivo. Tanto sei che il capo gabinetto, il segretario capo del tempo, e gli ha dato ammirazione per me, Bragaggia, se ne fosse tanti come io ne diceva. Dio, ma mi più di tanto no. No, ma dice quando più parla chiaro e lui dice sono pochi interventi che ho fatto che era ma era chiaro, portavo le robe, ma come? Treviso va spopolata, anche a me, dove sono nato a Treviso, mi tocca emigrare, no? Perché dove che abito via ha fatto uffici, dove che era ragazzi ha fatto cose banche e via di seguito, dove che Treviso è spopolata, no? Artigiani che prima mi tocca andare via anche ai laboratori e via di seguito, quindi all'ospedale facevo laboratori per gli artigiani, tutte chiappe, tutta roba che dopo li battevo e faceva rabbia lì. Ha avuto una vita molto molto interessante. Senta, voi la riprodurte a fotografia a colori là, questa qua era io che non avevo. No, c'è compagnia. Ma no, come no? Ma mi basta solo fotografia. No, anzi, devo all'amico. Vabbè, sì. Poi è sapere, è vero quello che è vero. Sì. Pavan, Camillo.
Camillo così che ha più valore, è importante. Allora adesso andiamo a cercare il mio registratore, eccolo qua, che lo spegniamo.